È un continuo colpo di scena la vicenda Veneto Banca. Dopo la svolta del Consiglio di amministrazione con il passaggio della presidenza non senza strappi da Pierluigi Bolla a Stefano Ambrosini, ora il nuovo colpo di scena è sulla vicepresidenza. Sembrava cosa già fatta sul nome della pordenonese Carlotta De Franceschi, già consulente del premier Renzi sulla riforma delle popolari italiane, ed invece oggi, nel corso del secondo Consiglio di amministrazione della nuova era, il nome designato è quello di Giovanni Schiavon, ex presidente del Tribunale di Treviso e portabandiera dei piccoli azionisti della Banca di Montebelluna. Del resto, il presidente Ambrosini aveva annunciato il nuovo corso nel segno dell'attenzione soprattutto ai piccoli investitori. Intrapreso questo percorso e faremo veramente tutto il possibile per tutelare gli interessi degli azionisti e farci carico dei loro problemi. Un consiglio fiume, quello odierno, iniziato al primo mattino e proseguito fino al tardo pomeriggio. Nominate le varie commissioni per definire le strategie di rilancio della banca in vista dei prossimi passi che vanno già da lunedì con la prevendita titoli da parte di Intesa per l'aumento di capitale fino al prossimo e sperato sbarco in borsa. E se per la De Franceschi non c'è stata la vicepresidenza, per lei forse un incarico ancora più delicato, ovvero quello di affiancare l'attività di Cristiano Carrus non più amministratore delegato, ma solo direttore generale della banca. Alla De Franceschi il ruolo di responsabile del comitato esecutivo comparabile per azione e obiettivi al ruolo di amministratore delegato. Insomma, Veneto Banca volta nuovamente pagina e punta su una rinnovata fiducia di mercati e azionisti. Prossimi appuntamenti i contatti con BCE e vertici Consob, mentre il prossimo CDA nel Palazzo della Feltrina è già fissato per giovedì prossimo.